Appuntamenti in agenda per domenica 9 aprile. Chiavari ospita il mercatino dell'antiquariato. Le bancarelle saranno allestite nel centro storico dalle 8 alle 20. Il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari, nei locali di Palazzo Rocca, sarà aperto alle visite dalle 9 alle 17. Giorno di festa a Casa Carbone a Lavagna, dalle 10 alle 18. Anche lunedì si potrà visitare la dimora storica e successivamente effettuare il percorso alla scoperta dell'oro blu nella Valle dei Berissi. Prosegue fino a lunedì la 19ª edizione dell'Erba Persa a Villa Durazzo, a Santa Margherita Ligure. Dalle 10 alle 19 si potrà visitare la mostra florovivaistica con workshop, incontri, installazioni immersi tra piante e fiori. Sempre a Santa Margherita Ligure riprende dopo 4 anni il concerto di Pasqua della Filarmonica Cristoforo Colombo, diretta dal maestro Alessandro Cardinali. Il programma prevede musica colta popolare e latinoamericana con inizio alle 11 in piazzetta Sant'Erasmo. Ancora a Santa Margherita Ligure alle 17 l'associazione Musica Amica inaugura il Santa Festival Spring all'oratorio del Suffragio di Piazza Mazzini con l'esibizione del mezzosoprano Eva Burco di Giuseppe Minin alla tromba e Valerio Simonini all'organo. Concerto di Pasqua dell'Orchestra di Fiati del Corpo Bandistico Città di Lavagna alle 21 all'Auditorium Campodonico, dirige il maestro Aldo Mistrangelo. Appuntamenti in agenda per lunedì 10 aprile. Torna la tradizionale Fiera dell'Angelo nel quartiere di Molassana a Genova. Dalle 8 alle 21 circa 90 banchi di merci varie animeranno Largo Boccardo, i Giardini Falco, via Sertoli e via Isola del Vescovo. Il Museo Archeologico Nazionale di Chiavari, nei locali di Palazzo Rocca, sarà aperto alle visite dalle 9 alle 14. A Moneglia va in scena la 40ª mostra mercato dell'olio di oliva. Dalle 9 stand di prodotti tipici in Corso Longhi. Sulla terrazza dei Bagni Moniglia, a partire dalle 10, i laboratori artistici e la conferenza Scopriamo insieme cosa si nasconde dietro una goccia di olio di oliva. Alle 11.30 poi la premiazione del concorso Miglior Uliveto. Dalle 14.30 visita guidata ai frantoi antichi e moderni con partenza dal Palazzo Comunale. Alle 15 intrattenimento musicale con l'orchestra Simpatia in Piazza della Posta. A Rapallo torna il tradizionale appuntamento di Pasquetta con il Corpo Bandistico Cittadino, al chiosco della musica a partire dalle 10. Prima giornata della Sagra delle Focaccette di Megli a Recco, dalle 12 inizio della frittura, dalle 14 musica con la Barbara Band e Super Megli Tombolone. Alle 15.30 della Basilica dei Santi Gervasio e Protasio a Rapallo sarà proposto il concerto di Pasqua Giacomo Puccini, messa di gloria per soli, coro e orchestra. Ad eseguirlo il Coro Quadrivium di Genova e l'orchestra di Rapallo Jean Sibelius. Appuntamenti in agenda per martedì 11 aprile. Alle 17 nella Biblioteca del Mare di Riva Trigoso a Sestri Levante l'associazione Amici dell'Eudo propone la visione del documentario sul varo dell'Eudo trasmesso dall'emittente franco-tedesca Arte.